Maria Pia Bruno esce per la prima volta con un suo libro che ha non solo di base un'idea ambiziosa, ma soprattutto particolare. L'arte e la cucina, infatti Let's Bake Art è un titolo ironico che vuol dire cuciniamo l'arte. È un'idea che è nata per caso l'anno scorso quando ho trovato in un bookshop il ricettario di famiglia di Claude Monet e quindi mi sono immaginata subito il maestro dell'impressionismo alle prese con Manicaretti nel suo giardino di Giverny, quindi non soltanto a dipingere le ninfee. E ho cominciato a fare una ricerca per vedere se anche altri artisti sapessero cucinare, avessero lasciato delle testimonianze, se anche loro amassero sedersi a tavola e invitare i loro colleghi, mangiare con i loro figli, con la loro famiglia, se anche loro fossero come noi, ecco, perché di solito l'artista viene visto come un elemento quasi a sé, come una persona distaccata che si chiude nel suo studio e crea. Quali artisti sono racchiusi in questo libro? Allora, è un libro che diciamo ha anche una parte storica, perché c'è un racconto che va dal 600 olandese al 2000 contemporaneo, c'è Monet, c'è Frida Kahlo, ci sono i futuristi, sono ben 45 gli artisti di cui ho trovato delle testimonianze. Lei si è occupato della prefazione di questo libro, della presentazione. Una Le breve chiedo, prefazione. sì, le chiedo da artista, ma da persona di cultura ancora di più, che idea si è fatto di questo libro che è particolare? Io mi sono fatto una bella idea perché il libro intanto offre una spontaneità eccezionale, un impegno culturale notevole e poi la grazia di questa ragazza così a modo, così garbata, mi ha letteralmente affascinato. Quindi sono stato molto contento di offrire questo mio piccolo contributo. Innanzitutto io sono veramente lusingato che Maria Pia mi abbia chiesto di presentare questo libro. È un libro che ha un titolo sottilmente spiritoso, Let's Bake Art, cuciniamo l'arte. È un viaggio attraverso 4 secoli di storia dell'arte, ma come dire, reinterpretato in una maniera veramente molto singolare, perché Maria Pia nel suo libro non solo racconta la storia dell'arte, ma descrive e dà delle indicazioni precise su come realizzare ben 79 ricette d'artista, quindi veramente un libro gradevole, appassionante e divertente.